Ciao amici telespettatori, siamo nella rubrica dei tipi strani e questa sera vi voglio presentare un ragazzo che voi già conoscete. Ha ballato ultimamente un ballo inventato da lui stesso, si chiama Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao. Allora, come questo ballo nuovo che hai inventato, il cazzo dance, giusto? Sì. Com'è? Ne hai avuto successo? Ma un po', cos'è? Hai ballato nelle discoteche? Sì. Ho saputo che tutti ballano questo cazzo dance. Stai diventando famoso. Spero. Vabbè, tu sei sempre in cerca dell'anima gemella, giusto? Sì. Per cui se c'è qualche ragazza disposta, insomma, Speriamo. a contattarti, può farlo tramite il tuo numero di telefono, giusto? Sì. Va bene. Ascolta Giovanni, tu intanto mi hai detto che volevi cantare una canzone in onore di queste ragazze che dovranno telefonarti, giusto? Perché sai cantare tu. Ah, sì, un po' così. Che canzoni sai cantare? Qualche napoletana, però una canzone napoletana. Una canzone, vabbè. Sì. Allora ce ne accenni ora qualcosa stasera? Ok. Come si chiama questa canzone? Tatire e Tapienza. Tatire e Tapienzo. Sì. Vabbè, chi la canta? Gianni Celeste e Massimo. Ah, va bene. Allora, ascoltiamoci la canzone cantata da Giovanni. Posso? Sì. Tutte le giorni scinne, che scarpetto jeans, renda l'occhio a libertà. Guardi le vetrine, non pensa a nessuno, ti senti importante, con ste mani nei capelli. Te guardi, sogni una serata, sogni una sfilata, tutte quante a te suona. Apri lo sportello, chi lo dice è bella, ma se sempre quella, fa un sorriso e non ti importa di niente. E tu, ta diretta piense, mezza sta folla, questo giubbino in coppa e spalle, come sei bella quando cammini, tutte guaglione a te ferma, ta diretta piense, con le tue amiche, passano tempo per giocare, e te diverte con tre magliette, questo rossetto non te scorda. Bravo Grazie. Massimo, bella veramente. Nonostante non c'è musica, ci sei riuscito benissimo. Grazie mille. Vabbè, ora per quanto invece riguarda le imitazioni, vediamo come le fai. Mi hai detto tu che sai imitare gli animali, giusto? Sì. Vabbè. Io ho scritto qui un po' di animali che tu dovresti imitare. Cominciamo subito col cane Pitbull. Passiamo al gatto. Il cavallo. Vabbè. Passiamo alla gallina. L'asino. L'asino. Non so farlo, andò bene. Vabbè, fallo e vediamo come ti riesci. Non mi viene. In questo momento non te lo ricordi. Vabbè, passiamo alla tigre. Vediamo. Fallo vedere ai telespettatori guardando l'obiettivo. Incredibile, bello. Ah, ora passiamo a un cane più piccolo, il chihuahua. Facciamo il chihuahua arrabbiato. Sembrava un cane più grosso, bello imbustato. Vabbè, continuiamo col gallo. Gallo. Vediamo. Ha un po' problemi di tosse. Catascio il gallo. Fumava molto. Sì. Vabbè, il pulcino. Pulcino. Come? Vai. Com'è che il pulcino è? Continua. Bello sto pulcino. Un po' piccolo. Ora facciamo una cosa che saprai fare sicuramente benissimo. Il maiale. Il pappagallo. Bravo. Ripeti, vediamo. L'uccellino.
Il leone. Mezzaca. Vediamo. Fallo vedere ai telespettatori. Che era Leone un po' incazzato. incazzato. Orso. L'orso. L'orso non riesco. In questo momento non è in casa. No. Passi più tardi. Va bene. Gabbiano. Gabbiano. Ma Ripeti. Gallo arrapato. mezzaca. Il gallo arrapato così fa. Non lo so. Vabbè, non c'era in casa, è uscito con l'orso. Vabbè. Gallina in calore. Vediamo, vediamo. Gallina che sta facendo l'uovo. Tigre arrabbiata. Vai, vai, continua. Va bene, facciamo invece una tigre contenta. Vediamo, ripeti. C'è una tigre che ride praticamente. È meno. Un cane arrapato. Assomigliava alla tigre contenta. Cioè. Vabbè. Un gatto arrapato, attenzione. Una gatta arrapata. E ora facciamo l'amoreggiamento fra un gatto e una gatta. Bravo, complimenti. Grazie. Abbiamo finito. Complimenti. No, a me mi piace divertirmi. Sì. No, non mi. Te la cavi con l'imitazione. Certo, non è che sei proprio professionale, No, però appunto. insomma, sempre cose di Sì, dilettantistica. Per cui. già, sì. Vabbè. Bene amici, abbiamo rivisto qui Giovanni, il nostro amico, soprattutto che cerca l'anima gemella, per cui per le ragazze che fossero interessate a chiamare a Giovanni lo possono fare tramite il suo numero telefonico che vedete insomma in impressione. Ok? Ok. Vabbè. Alberto vi saluta anche Giovanni. Ciao amici, a dopo. Oh yeah!